Due sono gli arrestati a Menfi che nel tentativo di disfarsi della droga e il loro possesso la lanciano dal finestrino dell'auto in corsa, ma i militari della locale compagnia sono riusciti a fermarli. La notte scorsa i carabinieri della compagnia di Sciacca, al termine di un momentato inseguimento, hanno arrestato una coppia di Menfi che nel tentativo di portare a termine un trasporto di cocaina ha cercato di eludere i controlli, lanciando lo stupefacente dal finestrino dell'auto. Continuano i serrati servizi sul territorio da parte dell'Arma dei Carabinieri al fine di applicare le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19. La notte scorsa, infatti, una gazzella della sezione radiomobile di Sciacca ha intercettato un'auto alla periferia di Menfi. Alla vista dei militari la vettura ha accelerato bruscamente, il conducente ha così provato a seminare i militari, cercando di nascondersi tra le campagne. Nel frattempo il passeggero non ha perso tempo, lanciando anche una bustina trasparente dal finestrino, evidentemente nel tentativo di disfarsene. A poco è servito il tentativo di eludere il controllo dei militari, che in pochi minuti sono riusciti a raggiungere e fermare l'auto. I carabinieri hanno anche recuperato la bustina lanciata poco prima dal finestrino. C'erano 6 grammi di cocaina, molto probabilmente destinata al mercato locale. I due occupanti della macchina, un ragazzo di 33 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, e una donna di 23, entrambi erano residenti a Menfi, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Lo stupefacente avrebbe fruttato circa 300 euro e verrà ora analizzato e distrutto. L'attività di controllo del territorio continua, non solo per fare rispettare le normative previste in tema di contenimento del Covid-19, ma anche per prevenire e contrastare, come in questo caso, reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e di tipo predatorio.